troviamo adesso con Massimo Stella. Ciao Massimo. Ciao Michele. Che insomma ormai Massimo è uno dei nostri colossi nella penisola araba. Abbiamo avuto modo di fare ormai insomma un po' di mesi fa le nostre 4 chiacchiere online e adesso siamo felicissimi di essere qui e di poterti incontrare di persona, insomma, e farci raccontare un po' di più della tua esperienza qui nell'area del Golfo, appunto, insomma, dal vivo. Come stai intanto? Molto bene, grazie. Massimo, buon compleanno, perché insomma oggi è il tuo compleanno, quindi insomma abbiamo questo privilegio insomma, di poterti intervistare in questo giorno. Grazie, l'avete scoperto, ma non dite quanti anni. No. 18, 20, 18. insomma. Senti Massimo, ripercorriamo molto velocemente una laurea in economia, MIB di Trieste, una lunga esperienza nel campo del marketing, ti occupi per una grande azienda italiana nel settore del food di marketing, ma anche di settore vendite. Sei a capo di un team, giusto? Corretto, sì. Ok, di quante persone? Di circa quasi 20 persone. Ok, raccontaci un po' questo aspetto, lavorare in questo ambito in una realtà sicuramente multiculturale. Tra l'altro mi pare tu ti occupi non solo insomma, di Dubai, chiaramente della penisola araba, ma anche ti sposti. Raccontaci questo aspetto. Ma sì, chiaramente la parola d'ordine è flessibilità e anche, diciamo, comprensione delle diverse culture, perché all'interno del team ci sono molte nazionalità diverse e questa è un pochino anche la peculiarità di Dubai, ma non solo, di tutta l'area del Golfo. Siamo 3 diversi team, uno basato a Dubai, uno in Kuwait e uno in Saudi Arabia, e quindi la gestione delle diverse dinamiche, delle diverse nazionalità è fondamentale per il buon funzionamento del team. E questo si impara col tempo, perché quando siamo arrivati qua comunque non c'era molta conoscenza della cultura indiana piuttosto che dell'egiziana, della libanese, eccetera. Però pian piano nel tempo, con pazienza, si impara a capire anche quali sono le diverse nuance delle diverse culture ed è un percorso molto interessante, perché comunque ti apre il cervello, ti apre le tue prospettive rispetto a delle culture che prima magari non consideravi o consideravi molto distanti dalla tua. Ok, senti tu, insomma, a parte chiaramente in questi ultimi, immagino, 2 anni di pandemia in cui ti sarai spostato un po' meno, però viaggi molto per lavoro? Sì, escludiamo la pandemia, normalmente una volta al mese viaggiavamo in Arabia Saudita, il nostro distributore, e un altro paese appunto era il Kuwait, Qatar, Oman, quindi questa era un pochino l'area geografica, sempre all'interno del Golfo Arabo. Ci racconti qualche episodio particolare, qualche aspetto anche proprio pratico del tuo lavoro quando ti sposti in Arabia Saudita, territorio sicuramente molto distante dalla nostra cultura italiana. Raccontaci qualche cosa di pratico. Sì, allora diciamo se Dubai può essere diciamo, distante dalla nostra cultura, no? Voi siete venuti qua, avete visto un mondo penso diverso rispetto a Certo. quanto possa essere l'Italia o il Friuli, ecco l'Arabia Saudita è ancora un altro step, no? In Europa si sa poco dell'Arabia Saudita, no? Si sanno solo alcune cose normalmente negative o quelle cose diciamo, che vengono fuori nei giornali per l'extra lusso. In realtà l'Arabia Saudita è un paese di 30 milioni di abitanti che si sta aprendo al mondo in questo momento qua. Quando io sono arrivato qua a Dubai nel 2015 le donne non guidavano, il paese era chiuso, tu non potevi andare lì per turismo, potevi andare solamente per lavoro facendo dei processi burocratici abbastanza pesanti. Adesso voi potete andare anche per turismo. E dite, cosa andiamo a vedere in Arabia Saudita? L'Arabia Saudita è un paese che in realtà ha molte cose da mostrare, sia dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista culturale. Stanno facendo dei progetti enormi adesso per l'espansione, quindi progetti turistici, per far venire il mondo in Arabia Saudita, ma non solamente il mondo musulmano ma anche il mondo occidentale. Quindi è un processo in evoluzione molto contraddittorio, perché comunque questa è un'area che ha molte contraddizioni, però è un'evoluzione rispetto a quello che poteva essere il paese 3 anni fa. Quindi secondo me è molto interessante perché anche lì giudicare una cultura dall'esterno è molto diverso rispetto a giudicare una cultura andandoci e conoscendo le persone locali. Certo, chiaramente. E che tipo di rapporto c'è in queste culture con quello che alla fine è un prodotto di food italiano? Il prodotto italiano viene riconosciuto come un prodotto di qualità in primis, cioè in generale, no? In tutti i settori, che può andare dalla meccanica al food alle biotecnologie.
Il food in particolare, abbiamo qualche esempio, no, di chef che sono qua a Dubai, ha una reputazione altissima. Quindi noi, essendo azienda italiana, più il food, siamo comunque, invidiati. E questo chiaramente ti facilita nelle relazioni commerciali, nello sviluppo del tuo prodotto, della tua rete commerciale. Quindi abbiamo da questo punto di vista un vantaggio competitivo che è stato generato nel tempo, ma anche grazie alla qualità dei nostri prodotti. C'è anche un po' da parte di queste culture il piacere un po' anche della scoperta di qualcosa di nuovo, di gusti nuovi? Certo, sono direi molto più propensi alla sperimentazione rispetto a magari noi, ma perché? Perché comunque nel loro passato era un paese chiuso, quindi alla fine loro devono importare comunque tutto, e adesso che si apre il paese al mondo c'è questa voglia di provare cose nuove, e questa è un'opportunità grossa per le aziende italiane, non soltanto nel food, Certo. in generale. Quindi Dubai è la porta per il Medio Oriente, ma il paese più grosso qua nel Golfo è l'Arabia Saudita. Che poi in realtà anche noi italiani, friulani, a volte siamo un po' chiusi ancora, no? Verso magari esperienze diverse, anche provare cibi diversi, no? Gusti diversi, a volte siamo ancora un po' nazionalisti da questo punto di vista. Tu invece che cosa consiglieresti a un giovane, a un friulano che insomma, voglia costruire la sua carriera, aprirsi al mondo, aprirsi alla cultura, mi pare diverse, sia fondamentale in questo momento? Sì, assolutamente. Viviamo in un mondo ormai a portata di tutti, perché appunto prendendo un aereo puoi arrivare ovunque con costi sostenibili. Quindi quello che consiglierei ai nostri giovani che vogliono sviluppare le loro idee è di non fermarsi all'apparenza, di andare, provare, sperimentare e poi giudicare. No? Perché molte volte noi, ma tutti quanti in realtà, tendiamo a giudicare in base a quello che sentiamo, a quello che leggiamo, eccetera. Poi in realtà molte volte la realtà è molto diversa, e alla fine siamo tutti esseri umani, tutti uomini, quindi i valori fondamentali attraverso le culture quelli sono. Però molte volte ci sono delle etichette che vengono date e vengono predefinite. Il mio invito è quello a superare queste etichette, perché comunque il mondo ha delle realtà meravigliose, alcune realtà più positive, altre meno, però comunque c'è sempre da scoprire, e queste esperienze che noi stiamo facendo qua di multiculturalità ci ha permesso di scoprire questo, e questo è quello che cerchiamo anche un pochino di insegnare, speriamo con successo, ai nostri figli. Massimo, la grande azienda italiana per cui tu lavori è in realtà un'azienda di impronta ancora familiare. Certo. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è terra di family business. Abbiamo tra l'altro un bravissimo pordenonese, Massimo Bau, che si occupa di questo, di family business a livello accademico in Europa. C'è spazio nella penisola araba, nel Medio Oriente, anche secondo te per le piccole e medie imprese di family business del Friuli Venezia Giulia? Secondo me sì, il family business è comunque un modello di business vincente se fatto in maniera appunto seria e perseverante, no? Essere testardi, continuare se tu hai un'idea e pensi che quella sia l'idea vincente, se non entra da una porta, entra dalla porta di servizio, no? Questa secondo me è un pochino la mentalità che deve essere utilizzata. Secondo me in Friuli questa mentalità c'è, esiste, ed è un vantaggio competitivo che abbiamo. Quello che è da fare è buttarsi, aprirsi, venire qua e vedere effettivamente cosa c'è. Spazio di opportunità secondo me ce n'è per tutti, e bisogna però appunto crederci che anche questi territori, che sono molto diversi rispetto alla nostra cultura, possono dare delle opportunità di business, ma anche di arricchimento e di conoscenze. Massimo, grazie per questo tuo tempo, per averci raccontato nel giorno del tuo compleanno ancora un pezzetto della tua storia. Speriamo di riuscire a vederci anche a Pordenone. Certo, ci puoi contare, e grazie a voi. A presto.